Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza Friuli Venezia Giulia. Abbiamo visto i poliziotti che si sono levati il casco, qualcuno ha detto ma non è così, ma io non ho mai visto nessun poliziotto che si è levato il casco in piena manifestazione. Come ho detto, i poliziotti si sono levati il casco, guardia di finanza, carabinieri e quant'altri, perché avevano a che fare con gente per bene che protestava democraticamente. Altro che squadristi come qualcuno teme, o sbaglio? No, non sbaglia perché questo è stato un gesto nobile della Polizia di Stato, degli appartenenti alla Polizia di Stato, ma non solo, carabinieri, abbiamo visto, finanzieri, che hanno fatto le stesse medesime cose che abbiamo fatto noi. Un reparto inquadrato come reparto mobile, che si toglie il casco quando a 200 metri, 300 metri c'è una rivoluzione in atto, allora se c'è stato qualche funzionario che ha detto levatevi il casco, sarebbe da sanzionare eventualmente, da rivedere un attimino la posizione di questo funzionario, cari signori. E se invece il discorso che oggi, ieri, con queste manifestazioni di questo movimento, noi non è che siamo d'accordo con gli organizzatori, ma siamo d'accordo con le motivazioni di questi signori, perché veramente la misura è colma, direttore, è una protesta che noi non abbiamo mai fatto, noi poliziotti, ma si ricorda quando da questi studi abbiamo parlato della Germania, abbiamo parlato dei poliziotti in Spagna? Bene, siamo arrivati a questo. Certo, i continui tagli di questi signori però non ne parlano, cioè questi poliziotti prenderanno, cari telespettatori, per assurdo, serve dirlo, questi soldi, 8 euro al giorno che quelli stanno prendendo, direttore, li prenderanno a luglio del 2015, l'ha già detto il Presidente Stabilità, l'ha già detto Spendi Review, chiamatela come volete. Quindi voglio dire, siamo lì e loro i benefici non se li sono tolti. Prima lei ha letto un comunicato di una sigla CGIL, CISL UIL. Beh signori, voi fatevi un giro per Roma, chi c'è sotto la sede dei partiti? Chi c'è sotto la sede le residenze dei politici? Poliziotti, carabinieri, finanziere. E allora pigliatevi la polizia privata e andate avanti, non che chiedere l'ausilio della polizia. Questo Stato non risponde, direttore, non risponde. Grazie ovviamente al segretario generale dell'UGL Friuli Venezia Giulia, Raffaele Padrone.